Il dottor Alessandro Del Conte lavora al reparto di oncologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Da qui nasce questa idea molto particolare di organizzare a breve una mostra nell'atrio del reparto. E come mai questa mostra qui a Pordenone, dottore? Allora, volevamo coinvolgere in prima persona i pazienti e dare a loro un messaggio di positività, in quanto spesso quando uno riceve la diagnosi di tumore al polmone si ritiene ormai già finito. Invece questa mostra dimostra come è possibile affrontare la malattia, essere curati e senza avere grossi effetti collaterali. Non in una grandissima percentuale di casi, però questa percentuale sta aumentando di anno in anno, insomma, con i nuovi farmaci e con la ricerca clinica e preclinica che sta evolvendo. Una mostra dedicata anche alla speranza, quindi, e alla cura legata alle nuove medicine che possono affrontare questa grave patologia. La mostra dove sarà allestita? Allora, la mostra sarà allestita nell'ospedale appunto civile di Pordenone dal 6 al 22 di marzo, dal 6 al 14 presso l'atrio e il corridoio dell'oncologia medica al padiglione B piano rialzato, e dal 15 al 22 invece nell'atrio d'ingresso del padiglione B, quindi visibile un po' a tutti. Piccoli respiri di normalità si chiama così la mostra, e una mostra di carattere particolare, itinerante. Sì, è una mostra itinerante che ha già toccato diverse città italiane, diversi centri oncologici molto importanti come Milano, come Torino, Roma, e abbiamo avuto la possibilità anche noi qua a Pordenone, dopo aver contattato più volte questa associazione che è la Valce, per poter esporre, poter dare appunto questo messaggio positivo anche ai nostri pazienti e non solo quelli dei grandi centri oncologici italiani. Valce è un'associazione che è Women Against Lung Cancer in Europe, un aspiro europeo, è nata per le pazienti donne che sembrano essere meno coinvolte, ma in realtà l'incidenza del tumore al polmone nelle donne è maggiore, anzi sta aumentando negli anni, e quindi è importante che anche le donne vengano sensibilizzate a questo problema e naturalmente al problema del fumo, che è sempre il momento, purtroppo, la causa principale del tumore al polmone.